la sentiamo nostra, non giuridicamente, la sentiamo nostra col cuore, insomma. E anche il giardino, come vedono, è accogliente. Antonio e la sua gentile signora sono insieme da tutta la vita. 4 figli, 7 nipoti, il pranzo in famiglia tutti i sabati. Si sono conosciuti tra i banchi del ginnasio e non si sono più lasciati. A rafforzare il loro legame il grande amore per la villa che possiedono da 40 anni, Villa Grimani Molin Avezzù. La sorella minore di autore sconosciuto, forse Domenico Groppino, sicuramente di scuola palladiana, di Villa Badoer, la villa di Andrea Palladio, la regina delle dimore storiche in Polesine. 2 capolavori che sorgono a Fratta Polesine, l'una accanto all'altra, le case di campagna nel Cinquecento di 2 sorelle, Lucrezia e Lucetta Loredan. La prima è in sposa a Vincenzo Grimani, l'altra a Francesco Badoer. Qualcuno dice però che qui era la proprietà primitiva dei Loredan, che erano proprietari di una estensione enorme di terreno vicino a Fratta. Il terreno, la Repubblica era piena di debiti e hanno venduto alle famiglie patrizie di Venezia, circa 2000 ettari mi pare, una proprietà enorme. E non è un caso che i 2 edifici siano vicini. In quest'area del Polesine c'è una densità di ville venete davvero notevole. I veneziani si erano spinti fino a qui e possedevano immensi latifondi terrieri. Il Polesine era la loro terra da coltivare, la campagna che dava ricchezza. L'esperienza di Venezia in terraferma e la volontà di fare un vero progetto da cima a fondo che comprendeva tutto il futuro Dogado, cioè il Veneto di oggi, è anche quello di considerare la qualità della terra che si andava ad invadere e poi a sfruttare. Infatti gli appezzamenti di terra che venivano poi dati in licenza ai nobili per costruirvi lì le ville e avviare l'attività dell'agricoltura erano molto diversi in luoghi come l'Alto Trevigiano, in cui la terra era fertile, ricchissima e dava ottimi frutti, con invece per esempio la terra della zona sud di Padova o addirittura della zona attorno a Rovigo. Una concentrazione di edifici che risentono di Andrea Palladio e della sua architettura. La sua mano firma il progetto della Badoera, l'unica sua villa in provincia di Rovigo, una villa patrimonio UNESCO e unica nella sua forma. L'ha pensata appunto con queste braccia ad emiciclo in maniera che appunto la villa si aprisse proprio verso Fratta Polesine, verso il centro abitato, ed è l'unica tra l'altro che è stata effettivamente realizzata con queste braccia d'emiciclo. La villa tra l'altro è anche appunto raccontata all'interno del secondo dei 4 libri del Palladio, il che denota l'importanza appunto del sito. 2 ali che rappresentano un abbraccio, quello simbolico tra 2 amici che all'improvviso sono stati separati dal destino. La villa è stata commissionata da Francesco Badoer, sposatosi con Lucetta Loredan, per commemorare anche un'amicizia molto forte tra lui e il cognato Giorgio Loredan, morto prematuramente qualche anno prima della costruzione dell'edificio. Un legame profondo che è il filo rosso anche degli affreschi di giallo fiorentino che decorano le sale interne della villa. La mitologia diventa celebrazione della vita, come si può leggere nel Ratto di Ganimede, illustrato nei dipinti murali della sala del lato nord della villa. Eccoci nella sala del Ratto di Ganimede, rappresentato appunto da questo affresco a grottesca. Ganimede appunto che viene rapito da Zeus trasformatosi in aquila in quanto più bello dei mortali e scelto in quanto tale da Zeus come coppiere degli dei dell'Olimpo. Questo affresco rappresenta l'ascesa in cielo di Giorgio Loredan. Nella sala del Ratto di Ganimede abbiamo poi la rappresentazione del mito di Leda e il Cigno, dalla cui unione nacquero i Dioscuri, Castore e Polluce, che non fanno altro che rappresentare Francesco Badoer e Giorgio Loredan in questo forte legame di amicizia. Molti i riferimenti all'acqua e al paesaggio di quella che era considerata la Mesopotamia d'Italia, una terra attraversata dal Po. Nella loggia sono interessanti le decorazioni a grottesche, un complesso imponente con uno scalone di ampie dimensioni. Abbiamo questa grande scalea appunto che dà sul giardino anteriore della villa, che era l'ingresso principale appunto dei nobili e portava appunto all'ingresso principale e al piano nobile della villa, dove abitava la famiglia e dove venivano ospitati anche le persone appunto strettamente connesse ai Badoer e Loredan.
Pochi passi per addentrarsi in un'atmosfera completamente diversa. Villa Grimani, Molina Vezzù, è austera, ha una maestosità silenziosa, non è di Palladio anche se lui la cita in uno dei suoi 4 libri sull'architettura. Questa villa è da contrappeso, diciamo, se non è felice la parola contrappeso, è una villa isolata a sé, che ha una sua maestà silenziosa e di una nobiltà austera. Dà il senso della villa tempio e presenta all'esterno una loggia a timpano con 6 colonne doriche in avamposto sulla facciata. La loggia poggia, come possono vedere, per l'impostazione su un riferimento a questa villa è la villa malcontenta di Fusine. La barchessa che è rimasta è lineare, sembra quasi romanica, l'altra è stata distrutta nel 1800. Come per la Badoera, ad affrescarla è stato giallo fiorentino, anche se le decorazioni laterali, le fortune vicino alle finestre, sono di scuola diversa. Da notare che sono i 4 monocromi che hanno una particolare sensibilità. Vedono qua l'Eda e il cigno, cioè l'Eda e il cigno, quel colore mattone che è particolare, e quest'altro che la vittoria sui Romani, che addirittura sembra di scuola raffaelliana. Ma c'è di più delle scene mitologiche dal sapore arcadico. Siamo di fronte a raffigurazioni che evocano dimensioni dell'occulto, esoteriche e cosmologiche. Su una parete campeggia una scritta in ebraico. Decorazioni di particolare interesse, la cui chiave di lettura si collega con la scritta che appare su di una tavola sorretta da una figura nudo di vecchio saggio. La scritta è in ebraico, fatto unico nella decorazione delle ville venete, e si legge Dafar Milel Aleph, ossia una cosa, una parola, esclamò Aleph. Questa frase ci riconduce al concetto della creazione operato tramite una lettera dell'alfabeto ebraico, come esposto nel Sefer Yerisirach, libro mitico della tradizione cabalistica medievale in Spagna. In questa tradizione la lettera della lingua ebraica erano oggetto di infinite meditazioni ed elaborazioni di tipo occulto e magico, per formare le parole, i nomi con cui Dio creò il mondo. Forse una cultura esoterica che ha portato dall'ebraismo non al giansenismo, ma ha portato a un mondo che affratta nella corte di Lucrezia, si parlava e dare una spiegazione concreta non è possibile, è lasciato tutto all'immaginazione. Risalendo il Po si va verso il mare, si punta al Parco del Delta, un lembo di terra attraversata dall'acqua di fiume che si sposa con quella salata del mare in un quadro naturale, incontaminato ed indomito alla mano dell'uomo. Taglio di Po, una località che in passato era sinonimo di palude, prima appunto della deviazione del grande fiume. E per punizione una nobildonna veneziana fu relegata da queste parti. Amava un certo Lord Byron, un amore clandestino celebrato negli affreschi di Cazzen, e lei, come altre dame della Serenissima, poco incline alla fedeltà coniugale, fu esiliata dai palazzi del Canal Grande, allontanata e dimenticata in queste terre sperdute che erano il granaio, gli orti della città, libera però forse di vivere il suo poetico sentimento. Il marito si formalizzò e prese Teresa e la spedì a Cazzen. E un diario che noi abbiamo in casa
narra di Kazan all'epoca come luogo triste e malarico, perché chiaramente qui c'erano le paludi, c'era la malaria. Tra l'altro siamo vicinissimi a dove è stato fatto il famoso taglio di Porto Viro nel 1604. E Teresa qui vide Lord Byron, il quale non solo venne a trovarla, ma scrisse per lei, per Kazan e per il fiume, una poesia bellissima che si chiama Stanzas to the Po e che significa Ode al Po. Una villa che oggi è un accogliente buon ritiro per chi vuole conoscere il giardino del Veneto e il fascino del Delta. Il Delta è una terra che viene amata da chi è felice all'aria aperta e anche da fotografi che possono cogliere 1000 squarci, 1000 colori. Una villa viva che ha una storia da leggere. La storia la puoi leggere e poi a modo tuo e nel tuo piccolo la puoi scrivere. Allora la storia che si legge è quella di una villa veneta, una delle tante bellissime ville che si trovano in Veneto, costruita dagli Zen, per questo si chiama Kazan, nel 1700, e definita villa veneta minore, non per le dimensioni ma perché non è affrescata e perché nasce proprio come il centro, il nucleo di una grande azienda. Dagli Zen passa poi ai Guiccioli, ai marchesi Guiccioli, che erano un'altra grande famiglia di Venezia. La storia qui narra che Alessandro Guiccioli, che era uno dei più importanti rappresentanti di questa famiglia, in terze nozze sposa Teresa Gamba, ravennate, giovane e bellissima, e loro chiaramente avevano la loro casa di rappresentanza a Venezia, e Teresa si innamorò perdutamente nel 1821, direi, del poeta inglese Lord Byron. E c'è una storia da scrivere. L'idea, diciamo, di aprire questa grande casa ad ospiti italiani e stranieri fu di mia madre, che è irlandese, e in Irlanda da tempo c'è la tradizione di rendere partecipi della cultura del luogo le persone che arrivano, ed è un po' quello che cerchiamo di fare noi. Quindi, cercando di mantenere quello che è lo spirito di questo posto e l'atmosfera di questo posto, ogni anno ne ristrutturiamo un pezzo. Speriamo di finire quanto prima. Comunque abbiamo ristrutturato nel 2006 l'ala ovest, dove abbiamo ricavato 7 camere doppie con bagno, poi una delle case coloniche, e adesso l'ala est, dove abbiamo un salone a piano terra per matrimoni e ricevimenti e sopra altre camere, di cui 2 per disabili. Siamo in un territorio tutt'altro che aspro, una palude risanata, ma che resta nei tratti caratterizzanti commistione di acqua e piante. Non c'è separazione netta tra la terra e l'acqua, si rincorrono disegnando paesaggi che mutano, si rinnovano pur mantenendosi uguali. Un episodio divertente è stato l'anno scorso, quando ancora dovevamo partire con l'ala est, quando si presenta un tedesco puntualissimo e guardando tutto il prospetto della villa e capendo che quello era ancora chiuso, mi dice: ma voi come fate a volare con un'ala sola? E da lì adesso speriamo di volare con 2 ali e di dare una sostenibilità futura a Kazan. Che cos'è il tempo? Un mistero privo di essenza inafferrabile e potente. E capita di trovare citato Thomas Mann come invito a soggiornare in una delle placide strutture che si incontrano abbandonandosi alla lentezza impetuosa del corso del Po, un soggiorno che è una carezza per l'ospite.